fino al 30 settembre. Va ora in onda Cultura Padana. Buona Padania, buona Benacchia, buona Pedalpigna. Oggi parliamo, oltre che, come avevo promesso, della rivista UE verso la fine, però l'argomento principale è legato a quella singolare querelle che sta nascendo sulla denominazione di un paese padano che a noi è molto caro, non perché si chiami così, ma perché appartiene a una fascia molto particolare che sta fra Gorizia e Trieste, una delle zone più belle della Padania, ed è Ronchi dei Legionari, perché è nata una querella relativa a questo nome che si vuole cambiare in Ronchi dei Partigiani. Tematica padanista, poi vi spiego perché, però intanto prima vi ricordo che domani sono passati 70 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema. Forse i più, quelli che usano meglio la memoria tra voi, ecco, ma anche a me qualche volta la memoria sfugge, per carità, siamo tutti deboli da questo punto di vista, si ricorderà che 2 anni fa dedicammo uno speciale alla strage di Sant'Anna di Stazzema, in occasione proprio del 12 agosto dei 68 anni. Bene, quest'anno scadono invece i 70 anni, ci sarà una grandissima manifestazione a Sant'Anna di Stazzema, provincia di Lucca, in realtà Alpi Apuane, che sono, come dice il nome stesso, delle Alpi, e sono legate idrogeologicamente sicuramente più alla Padania che al resto d'Italia. La manifestazione, quindi ricorderà la famosa strage nazista di Sant'Anna di Stazzema a 70 anni, sarà officiata dal ministro Stefania Giannini e su uno sfondo di polemiche che continuano, perché la Germania non vuole risarcire le vittime di Sant'Anna e da questo punto di vista si dimostra leggermente spilorcia, però in compenso vuole finanziare l'Atlante delle stragi naziste in Italia. Naturalmente noi in occasione di quell'appuntamento di 2 anni fa, quando andammo proprio a Sant'Anna, quest'anno non possiamo più farlo proprio perché la strada sarà bloccata, a un certo punto ci saranno delle difficoltà. E la nostra posizione ovviamente è quella di ferma condanna, ma quello che ora appare in termini più realistici è la querelle proprio relativa alla questione del risarcimento che viene negata, e al fatto che complessivamente dal punto di vista delle responsabilità si tende da parte della Germania a dare una responsabilità totale al capo della guarnigione che fece questa strage, mentre agirono poi anche altri stragisti. Premesso, l'abbiamo sempre detto anche per altre occasioni di questo genere, premesso appunto che la storia non va avanti a risarcimenti, perché sennò saremmo qui ogni momento a tirar fuori dei soldi, per carità. Poi sul piatto della bilancia c'è tantissimo male perpetrato dal mondo comunista che non è stato mai risarcito, basti leggere appunto il libro nero del comunismo. Ma chiunque abbia compiuto ovviamente in nome di qualsiasi tipo di ideologia estrema, di destra o di sinistra, abbia compiuto nefandezze come queste, certamente va riconosciuto come responsabile, non ci sono dubbi, senza strafare, perché poi quelli che abbiamo visto anche essere in occasione dei funerali dell'appena defunto centenario morto stragista per la strage di Via Rasella, ecco, non giustificano degli atti di barbarica percussione su cadaveri e robe di questo genere, che appartengono proprio a quella visione del mondo più morbosa che richiama sempre sangue contro sangue, occhio per occhio e dente per dente, e non ci appartiene. Chiudendola qui, la questione certamente rimane aperto il capitolo della ricostruzione storica e storiografica di come andarono veramente le cose. Fu una rappresaglia a Sant'Anna di Stazzema, tra l'altro Sant'Anna diede inizio a tutto un agosto e settembre feroce in Toscana di altre stragi, anche in Lunigiana, alle Padule di Fucecchio, eccetera. Ma fu davvero una rappresaglia oppure no? E lì naturalmente ci sono posizioni diverse. Però adesso, dato ad analizzare la tematica che ci preme di più quest'oggi, che è appunto Andrea? Ronchi dei Legionari. Pronto? Sì? C'era una chiamata sul tema che stavi trattando. Bene, sentiamo, pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Udine, stavo ascoltando l'intervento sulla strage di Sant'Anna di Stazzema. Ecco, volevo semplicemente dire che
in ossequio alla storia bisognerebbe raccontare gli eventi tutti come si sono svolti, non solo la parte che fa comodo, perché, come dice Sa, bisogna raccontare la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ora, senza voler, come dire, negare le atroci responsabilità dell'SS, che sparare a un bambino di pochi mesi in braccio alla madre è qualcosa di abominevole, bisognerebbe ricordare che i tedeschi avevano imposto alle popolazioni di sgomberare la zona di Sant'Anna di Sazzema perché sarebbe stata rastrellata, e furono i partigiani a impedire alla popolazione di andarsene, promettendo che li avrebbero difesi dalle SS. Poi quando le SS sono arrivate, i partigiani se ne sono andati. Allora, non voglio assolutamente giustificare le SS, perché, voglio dire, sparare a vecchi e donne e bambini è qualcosa di abominevole. Però bisognerebbe anche ricordare che gli abitanti civili, diciamo così, non si poterono allontanare dalle zone che sarebbero state rastrellate perché ne furono impediti dai partigiani. D'accordissimo. D'accordissimo, sono d'accordo con lei, l'avrei detto se avessi avuto più tempo, ma naturalmente questo ci riconduce proprio a Ronchi dei Legionari. Vede, mi è piaciuta la telefonata da Udine, perché così ci prende per mano e ci porta nel Friuli Venezia Giulia. Cosa sta succedendo? Che su Facebook imperversa un gruppo esagitato che chiede di cambiare il nome di Ronchi dei Legionari in Ronchi dei Partigiani. Allora, ricordo a quelli che magari sempre sul filo di quella memoria che ci sfugge, perché Ronchi dei Legionari si chiama Ronchi dei Legionari? Si chiama così perché un gruppo, un manipolo di coraggiosi, fra virgolette, dal loro punto di vista, guidati da D'Annunzio, partì da Ronchi, che si trova ancora in zona padana, per arrivare a Fiume e liberare la città di Fiume, poi fare altre escursioni nella zona giuliano-dalmata, senza aprire qui il contenzioso, anche qui morale e storico piuttosto pesante, relativo all'Istria Dalmazia, a cui dedichiamo già altre trasmissioni. Ricordo che la nostra trasmissione va in onda da 15 anni, Cultura Padana 17, Arte Nord, terza pagina, quindi abbiamo avuto altre occasioni. Però ora appare molto sfizioso questo discorso, proprio perché si tratta, come peraltro ha sottolineato sia il giornale di Sallusti ma anche il Corriere, con una firma di Giovanni Belardelli venerdì scorso, si tratta di usare la storia a proprio tornaconto. Un po' è rifarmi a Sant'Anna di Stazzema, un po' come se chiamassimo Sant'Anna dei Partigiani oppure Sant'Anna degli sporchi nazisti o robe di questo genere. Ronchi dei Legionari si è continuato a chiamare così anche dopo la fine del fascismo, perché si è ritenuto in un regime fra virgolette democratico, come quello democristiano eccetera, di mantenere questa dicitura di Ronchi dei Legionari, perché l'episodio lo si è visto come un fatto storico, deideologizzato, che andava comunque ricordato, e quindi si è continuato a chiamare questo paesino tra Gorizia e Trieste Ronchi dei Legionari. Ora appunto questo gruppo, per rifarci a quello all'attualità, io parto sempre anche da elementi attuali, sostiene che si possono raccogliere migliaia e migliaia di adesioni affinché Ronchi dei Legionari non si chiami più così, ma venga ribattezzata Ronchi dei Partigiani. Perché? In considerazione della medaglia d'argento ottenuta per la partecipazione alla guerra di liberazione dalla stessa cittadina. Ora, questo problema è un problema che riguarda tantissime altre località padane. Quale deve essere l'ottica padanista? Perché questa radio è una radio che ha una sua visione del mondo, e se noi ci appiattiamo sulle posizioni del giornale o del Corriere non facciamo onore alla nostra visione del mondo, ma anche alla nostra battaglia quotidiana, che sarà sparuta, che sarà minoritaria, però deve rimanere assolutamente coerente. Ronchi dei Legionari non si deve chiamare, dal nostro punto di vista, né Ronchi dei Legionari né Ronchi dei Partigiani, perché usare la storia recente per dei fini ideologici è assolutamente sbagliato. Certo, uno potrebbe dire, ma lasciamola Ronchi dei Legionari, è stata chiamata sempre così, e anche se sappiamo che i legionari erano dei nazionalisti
di estrema destra, poi è tutto da vedere perché D'Annunzio aveva una visione piuttosto complessa, io lo insegno anche a scuola, nonostante non sia padano, ma mi viene necessità di insegnarlo, e D'Annunzio aveva una visione piuttosto complessa, non facile sul piano politico, da definire semplicemente così tout court nazionalismo estremo. Allora potremmo continuare a chiamarlo rogo regionale, però vedete c'è un problema di fondo che in altre trasmissioni, anche non solo a mia firma ma anche di tanti illustri collaboratori di Radio Padania, sono state sottolineate. Noi dobbiamo recuperare il nome originario dei paesi. Il nome originario, che può essere in lingua dialettale ma può essere anche in lingua italiana, non è questo il problema tragico di fondo, ma deve essere un nome che rispetta le caratteristiche toponomastiche specifiche della zona, del paese e del villaggio di cui si sta parlando. Allora, se noi continuiamo a usare delle zone padane per caricarle di una storia ideologica o di destra o di sinistra, non ne usciamo più. Certo, ora appare ridicolo comunque ridimensionare Ronchi dei Legionari a Ronchi dei Partigiani. Appare ridicolo perché ci sono tantissime altre località dove i partigiani, a parte adesso Sant'Anna di Stazzema, ma delle località nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto, in Lombardia, eccetera, dove i partigiani hanno avuto il loro ruolo. Allora dovremmo chiamare tantissime località, altre località che hanno dei nomi propri, con la definizione dei partigiani. Ma questo è veramente assurdo, ridicolo. Non possiamo misurare la storia con le spanne di 70 anni o 100 anni. Anche se siamo qui naturalmente a parlarne, come nel caso di Sant'Anna, perché sono passati 70 anni, ma un conto è parlarne, e ringrazio chi ci ha telefonato da Udine per vedere di capire come sono andate le cose. Questa è una ricostruzione storica, ma addirittura ridefinire i nomi dei paesi o dal punto di vista di una visione nazifascista o di estrema destra o nazionalista, o dall'altra parte di una visione partigiana, comunista o rivoluzionaria, ci appare francamente ridicolo, riduttivo e offensivo. Attenzione a questo passaggio del discorso, offensivo, perché la nostra Padania ha una ricchezza tale di origini della funzione del territorio. Ecco, io ho scritto toponomastica della Lombardia, ma conosco tantissime toponomastiche del Veneto, libri scritti nel Veneto, nel Friuli, nella Venezia Giulia, eccetera, che cercano disperatamente di far ritornare alla conoscenza del nome vero dei paesi. Andrea, allora, senza fare dell'archeologia. A me non piace fare, non sono un archeologo. Abbiamo un'ascoltatrice in attesa. Mi interessa attesa. l'archeologia sul piano storico, ma non sono un archeologo patentato. Non mi interessa ritornare a 2000 anni fa. Non voglio neppure che una Ronchi si faccia chiamare Ronchi dei Legionari o Ronchi dei Partigiani a secondo di come si vogliano vedere le cose nella politica degli ultimi 70, 80 o 100 anni, perché qui si parla per D'Annunzio di 100 anni. Quindi cerchiamo di capire Ronchi che funzione aveva dal punto di vista territoriale, storico, tradizionale e classico. La vogliamo semplicemente chiamare Ronchi? Ci sono altre 20 località in Padania che si chiamano Ronchi, ci sono in Lombardia, ci sono in Emilia, ci sono in Veneto, eccetera. Se si vuol distinguere dalle altre località, si trovi un'altra motivazione toponomastica per cercare di capire come storicamente il territorio visse una specifica vocazione. Guardate, dico una banalità che fa pure ridere. A 5 km da Milano si trova una località chiamata Pero. Pero si chiama così perché effettivamente, questo è frutto di un'indagine storica, archivistica, venne dato, diciamo così, a maturazione un frutteto di pere. Allora, fa ridere questa cosa, lo so che fa ridere, però attenzione, perché se noi usiamo i termini toponomastici o li inventiamo o lo reinventiamo a mo' di come ci gira il vilupendolo dell'ideologia, noi scadiamo veramente, perché offendiamo veramente la tradizione padana. Quindi a questo punto
O Ronchi dei Legionari rimane Ronchi dei Legionari, la posizione del Corriere, in particolare di Belardelli, è quella simile al monumento alla vittoria di Bolzano. Voi sapete che a Bolzano... Andrea? Sì? Abbiamo un ascoltatrice in attesa. Benissimo, allora sentiamo l'ascoltatore. Pronto? Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori. Anna di Vicenza. Allora, io quando lei dice cercare le radici dei toponimi, io sono un'esule istriana. Sì. Le nostre località, i toponimi dell'Istria erano tutti latino-romano, veneziani e italiani. La prima cosa che hanno fatto quando sono arrivati, e guardi che io ho un'età per aver visto degli orrori in Istria che penso che quelli, per quello quando sento anche a Sant'Anna di Stazzema mi si stringe il cuore, mi viene da piangere perché è quello che abbiamo passato noi. I toponimi dell'Istria non l'hanno cambiato, neanche Napoleone, ma neanche l'Austria, però gli slavi l'hanno cambiati tutti e sono toponimi che vengono proprio, lei dice ma non interessano, neanch'io voglio fare archeologia, ma i toponimi dovevano rimanere con il loro nome italiano. Chiaro. E perché mettiamo, dove sono nata io? Parenzo d'Istria. Sì. Parenzo si chiamava Parentium Iulia perché nel momento in cui Augusto era a Parenzo gli è morta una figlia giovanissima e lui l'ha chiamato Parentium Iulia, della famiglia Giulia. Rovigno perché sembrava un rubino, perché era un'isola al tempo di Augusto. Poi c'è stato un collocamento, chiamiamolo un istmo, che l'ha collegata alla terra. Vede, quando io sento parlare di toponimi, e sono una studiosa di toponimi, soprattutto della terra dell'Istria, perché la mia terra è della Dalmazia. E io vado nelle scuole, quando lei parlava di storia, da 20 anni, a raccontare la storia dell'Istria e della Dalmazia e a raccontare l'orrore di quello che è successo. Bene, e quando grazie. sento... Grazie del contributo, purtroppo la trasmissione non è lunghissima, comunque grazie, sono in sintonia perfetta con quello che ha detto. Naturalmente per quanto riguarda l'antichità romana sappiamo che questi nomi altisonanti di ispirazione augustea comunque anch'essi facevano leggermente violenza al territorio, però accettiamo oramai come giusto e sacrosanto questo discorso. Per l'Istria è chiaro che c'è da battersi per far mantenere quello che è possibile dal punto di vista della toponomastica italiana, veneta, sono d'accordissimo, ma voi capite bene che il caso di Ronchi dei Legionari è un caso molto particolare, perché nessun'altra località di quella zona appunto padana ha continuato a mantenere quella forte impronta di ispirazione nazionalista, moderna intesa, no? Intesa in riferimento appunto all'epopea d'Annunziana, che poi D'Annunzio avesse ragione o meno, per carità, voglio dire, a parte l'ammirazione perché ci ha rischiato pure la vita, eccetera, il discorso di Fiume, il discorso di Zara, quando vado a Zara piange il cuore, perché se penso che quella bellissima località in mezzo al mare, perché anche Zara è una semi-isola, sia stata violentata attraverso dei nomi slavi, veramente mi viene da vomitare. Sono d'accordissimo, è evidente che noi dobbiamo batterci per far recuperare tutto quello che è recuperabile anche per il mondo che non ci appartiene più dal punto di vista della Repubblica cosiddetta italiana. Però Ronchi dei Legionari è un caso molto particolare, voi capite naturalmente, no? Perché legionari è un termine che insomma è un po' pesantino dal punto di vista storico-culturale e metapolitico. Però sostituirlo con Ronchi dei partigiani è altrettanto fazioso, estremamente fazioso.
quindi la storia non si riscrive così come dice Belardelli. Peccato che nessuno scriva che quello che ci importa di più, come diceva la nostra ultima interlocutrice, che vanno ripresi gli antichi toponimi o vanno comunque rivisti alla luce di una storia non strettamente recente ma più classica. Voglio fare un altro esempio sulla Lombardia che conosco bene, perché la toponomastica è così vasta che nessuno è un'enciclopedia ambulante da questo punto di vista, ognuno conosce il proprio territorio. Vimercate è l'antica Vicus Mercati, cioè il villaggio del mercato. Molto spesso, anche nella zona della Padania orientale, la dimensione commerciale, cioè il fatto che un sito fosse legato o a delle funzioni agricole o a delle funzioni commerciali di un certo genere, è fondamentale, è basilare. Ronchi è legato a ronco, che significa terrazzamento. D'accordo? Allora è evidente che questo terrazzamento, questo terrazzo di funzione agricola fosse stato molto importante fin dall'antichità per chiamarlo così. Ora voi capite bene che è già un ossimoro naturale associare la parola ronco, che ha un valore idrogeologico ma anche di funzione del territorio, con la parola legionario. Fa francamente ridere, però è ancora tutto sommato tollerabile da un certo punto di vista rispetto a ronchi dei partigiani, ma non perché ci stiano di mezzo i partigiani o ci stiano antipatici i partigiani. Ecco, ma poi lasciamo perdere tutto il discorso di Pansa che conosciamo tutti, la zona purtroppo, la zona del Friuli e del Venezia Giulia è anche piena di episodi trucidi proprio da parte firmati da partigiani, che sono francamente vomitevoli e che non vale la pena ricordare perché li conosciamo tutti, ma io dico ridare un nome sulla base di qualcosa che è avvenuto recentemente. Ecco perché noi ci battiamo, voi lo sapete, no? Qual è la filosofia padanista? Basta con queste vie Garibaldi e Mazzini, sono vissuti 150 anni fa, hanno segnato quel periodo là, ma quel periodo lì del risorgimento è un soffio, un buff, si dice in lombardo, un soffio rispetto all'eternità. Andiamo a rivedere anche per le vie delle città cosa si svolgeva in termini più classici, più antichi, senza ritornare a 2000 anni fa, però per esempio ritornando a un'epopea del protomoderno, il 600, il 700, cosa si faceva in quei luoghi? Che aveva dato un nome, perché quelle vie che sono diventate Garibaldi e Mazzini o quei ronchi che sono diventati i legionari avevano dei nomi di base, avevano delle denominazioni che erano specifiche sulla base molto spesso di che cosa? Ecco il punto che ci sta a cuore, sulla base di tradizioni, modalità, comportamenti e culture tipicamente padane, signori, tipicamente padane. Ma è questo che non si vuole più far passare, perché tutta la paganità deve essere cancellata, altro che le stradi. Poi hanno fatto un genocidio morale nei confronti della paganità, svegliatevi! Ecco allora che questi esempi sono soltanto piccoli esempi, certo che possono essere ricondotti quasi alla banalità quotidiana, ma dicono i tedeschi, è nel dettaglio che si nasconde il diavolo, è nel dettaglio che si nasconde il diavolo. Quindi bisogna stare attenti, bisogna rispondere alla nostra maniera, cercando di far capire appunto quanto sia importante recuperare non l'archeologia, ma l'uso tradizionale del territorio, che molto spesso è già moderno. Stiamo parlando del 400, del 500, del 600, del 700, comunque in epoca pre-risorgimentale, e certamente in epoca anche pre-guerre e pre-tragedie del Novecento, naturalmente, no? Ecco, Ronchi dei Legionari è proprio un bel esempio da questo punto di vista. Personalmente leverei sia il nome Legionari, ma non ci penserei neanche a mettere il nome Partigiani. Lasciamolo Ronchi o troviamo un'altra denominazione toponomastica da attaccare a Ronchi che dia un'ulteriore specificità sull'uso tradizionale del territorio. Regista? Quanto manca? Purtroppo Andrea siamo arrivati proprio ora al termine dello spazio a nostra disposizione. Perfetto, ringrazio chi ha telefonato, sono state 2 telefonate importantissime, molto piacevoli e sulle quali fondamentalmente sono d'accordissimo, però ecco, ricordiamoci che il padanismo da queste onde radio deve farsi sentire, se no non ha più senso.
la nostra esistenza. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia. Avete ascoltato Cultura Padana.